Benvenuti, bentrovati ed eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport, sempre attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento qui per trovare tutti i nostri servizi e le nostre interviste anche in modalità on demand. Chiama invece ancora il digitale terrestre, la televisione vecchia maniera. Ci trovate sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove potrete trovare il canale di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che ogni sera alle 19:40 e 19:45 circa mette in onda la nostra prima edizione, la prima replica nella seconda parte di serata, la seconda ed ultima replica nella primissima parte di mattinata nella giornata del giorno dopo, scusate la ripetizione. Iniziamo con lo sci che oggi si ripropone a Courchevel in Francia con lo slalom gigante. In bocca al lupo. Giornata storta invece nel biathlon, sempre negli sport invernali, con gli sci ai piedi, e qui si spara anche, quindi ci vuole anche tanta mira. 5 errori fanno retrocedere al nono posto Dorothea Wierer, l'italiana che continua però a mantenere la vetta della classifica generale di Coppa con 27 lunghezze di vantaggio sulla norvegese Tandrevold. Assoluti di box a Roma con buoni risultati, tra cui il primo posto della Severin, eccola qui, che ha battuto la Ghilardi e conquistato così il suo titolo italiano. Per lei è il 6° titolo italiano nelle varie categorie di peso, il primo però negli 81 kg. Per la Severin l'impegno adesso è quello di riportarsi sul peso intorno ai 75 kg. Perché? Perché vorrebbe dire possibilità di qualificarsi per le prossime Olimpiadi. Nella A1 femminile di volley Conegliano vince con Chieri 3-0 e festeggia il mondiale. Ieri l'ha fatto di fronte al proprio pubblico al Palaverde, rimanendo sempre in testa al campionato con 3 punti di vantaggio su Busto Arsizio. Le Pantere non si sono fermate perché sono già partite, sono a Nantes in Francia, dove con la dicitura Carraro-Imoco-Conegliano affronteranno Nantes per la Champions Cup. Questa sera alle ore 19:30 arbitrano Dobrev e Gerotodoros. Passiamo alla pagina dedicata al calcio, la Serie A. Questa è la Fiorentina che ha ingarbugliato un po' la situazione all'Inter, bloccandola sul pareggio. Inter e Juventus sono così in testa appaiate a 39 punti. Intanto per le coppe a Nyon ci sono stati gli abbinamenti per quanto riguarda la Champions e la coppa più importante, con la Juve che ha pescato il Lione, con il Napoli che ha avuto non molto fortunata il Barcellona di Messi e l'Atalanta che ha pescato un'altra squadra fortissima del campionato spagnolo, ovvero il Valencia, ma ormai dall'Atalanta di Gasperini ci si aspetta di tutto e di più. In Serie B, per quanto riguarda il calcio ancora, le venete friulane viaggiano bene, soprattutto il Pordenone del presidente Lovisa e del tecnico Tesser, ha vinto contro il Cosenza a Cosenza per 2-1, quindi un risultato che lo proietta alla seconda posizione in classifica in solitaria. Infatti il Cittadella si è fermata con l'Ascoli per 1-0, il Chievo ha ceduto 3-2 allo Juve Stabia, il Venezia non è andato oltre lo 0-0 contro lo Spezia. Andiamo a parlare di Serie C con il Lanerossi Vicenza di Patron Rosso che con 4 punti, mantiene 4 punti di vantaggio sul Carpi, a 36 invece il Padova. Lanerossi che è passato, ha vinto 3-0 ad Imola contro l'Imolese, il Virtus Verona che ha vinto a Fano, l'Arzignano che ha perso in casa 1-0 contro il Cesena e la Triestina che è passata a Rimini per 1-0. Anche la Serie D si fa sempre più viva perché il Montebelluna si ferma a quota 24 dopo la bella vittoria a Belluno contro il Belluno per 1-0. Il Mestre ferma sullo 0-0 la capolista Campodarsego di mister Andreucci. Hanno vinto Andriese, Legnago e Feltre, con il Legnago che si porta a 33 punti al secondo posto in classifica e l'Union Feltre che è sempre lì pronta a spiccare il volo verso le zone altissime della classifica.
L'Eccellenza è il nostro campionato di riferimento. Nel girone A Giorgione vittorioso ad Abano 1-0, riduce così a 3 punti lo svantaggio dal Sona, ma il girone che ci interessa è il girone B, quello dove troviamo un San Giorgio Sedico sorprendente che comunque perde 1-0 a San Donà di Piave, ed il San Donà riapre per l'ennesima volta il suo campionato dopo aver cambiato il tecnico, dopo aver cambiato diversi giocatori sia in uscita che in entrata. Si ferma anche il Porto Gruaro in casa, sconfitto dal Lia Piave per 1-0, un Lia Piave che ha accasato nuovamente Moretti, ritornato alla base dopo essere andato a fare la preparazione e aver giocato le prime partite di questo campionato con il Porto Mansuè, ma evidentemente c'era qualcosa che non funzionava. Nella bassa classifica il Montello ultimo a 9 punti dopo lo 0-0 con lo Spinea, pareggio annuale anche per l'Union QDP che va a 13 punti, poi via via gli altri con l'Eclisse che ha fatto il colpaccio vincendo in casa contro l'Union Pro. Quelli dell'Union Pro si sono arrabbiati un pochino perché secondo loro Babbo Natale è passato in anticipo concedendo 2 calci di rigore che secondo loro non c'erano, o quantomeno sono stati molto generosi per quanto riguarda la formazione di casa. Ed eccolo allora il tecnico della formazione di casa, Stefano Della Bella, ai nostri microfoni. Mister, 3 occasioni nel primo tempo che non l'avevate sfruttata, poi questo vantaggio loro, non dirmi che in panchina, non dirmi cosa hai pensato in panchina. No, sono quelle partite che giri, tiri, crei occasioni e dopo la puoi anche perdere. Dopo siamo stati bravi secondo me a stare in partita fino alla fine. Secondo me gli ultimi 20 minuti ne avevamo più di loro. Ne avevamo avuto sempre secondo me più di loro, perché nel senso abbiamo sempre cercato noi di fare il gioco. Abbiamo avuto secondo me 2 o 3 occasioni nel primo tempo che dovevamo fare gol e dopo capita che una volta che il calcio non importa vanno in vantaggio. Non ti chiedo se i rigori c'erano o non c'erano, ma li vedremo da voi stasera, non so, domani, questo. Non so, secondo me il primo forse era un po' generoso, l'altro secondo me si è spostata, l'ha beccato e c'era. Però io dico che per quello che si è visto in campo secondo me è giusta la vittoria. Dopo come si è arrivata, sì, la commenteranno gli altri, insomma. Go l'hai fatto giocare dal primo minuto, poi a un certo punto era abbastanza stanco, però bene, ha preso possesso anche lui del centrocampo, direi. Sì, il discorso era che tante squadre vanno su Scarabelli, allora volevo magari un po' più tirarlo via e far giocare di più un altro mediano. L'ha fatto bene in certe circostanze, meno bene in altre, è stato frettoloso in qualche occasione, però ci dà una mano come ci dà una mano da Muzzo, come ci dà una mano da Ranzotto. Adesso eravamo senza Allegretti e dunque il gruppo c'è, il gruppo sta lavorando e questo, so che dobbiamo mettere intensità sempre. Prima avevamo pochi risultati, adesso qualcosa gira anche a nostro favore, dunque ci siamo. Sono 6 risultati utili. Non so se sono 6, comunque 4 vittorie, sì, fanno fare il saltino a tante squadre, l'abbiamo fatto, adesso abbiamo l'ultima fatica domenica prossima. Questo Della Bella, il tecnico della formazione dell'Eclisse. Domani ascolteremo anche Gionco, tecnico dell'Union Pro. Per quanto riguarda la categoria promozione, capolista sempre la Opitergina con Catelan che è ritornato al gol con la sua vecchia maglia ed è la prima uscita appunto all'Opitergium. Per quanto riguarda invece il Treviso, secondo posto raggiunto, obiettivo raggiunto a punti 27 dopo la vittoria a Spresiano contro il Lovis, dove si sono incontrati i 2 allenatori, Bellotto e Damoche, che giocavano tra l'altro insieme, che hanno giocato insieme, insomma erano colleghi, quindi c'è stata anche questa rimpatriata amichevole e molto bella. Dal calcio a 11 passiamo al calcio a 5, dove noi siamo andati con le nostre telecamere ancora a Prata di Pordenone, perché c'è il Maccan Prata e abbiamo ai nostri microfoni il tecnico Sabalino. Mister Sabalino, siamo tornati a vincere, una gran prova di carattere soprattutto. Avevamo bisogno proprio di questo e per noi è importante riprendere un percorso che abbiamo iniziato già le 3 partite
e ci serve per il morale, perché continuiamo a credere in quello su cui stiamo lavorando da 70 allenamenti e va bene, è un risultato che ha ridotto un po' i nostri errori, ma dobbiamo ancora lavorare tantissimo perché veramente commettiamo ancora degli errori che dobbiamo azzerare, e quando li azzeriamo dopo sicuramente ci sarà più da divertirci. Ecco, Morgade si è inserito benissimo e stiamo attendendo un nuovo innesto che solo per questioni burocratiche non c'era qui oggi. Con quello diamo un'ulteriore scossa? Ma sicuramente noi ci siamo mossi sul mercato, la società ha fatto queste scelte e noi siamo convinti di avere migliorato la rosa e senza far tanti stravolgimenti e senza far pazzie, e siamo convinti che dobbiamo raggiungere l'obiettivo iniziale dei playoff e daremo tutto come oggi il massimo per raggiungere questo. Abbiamo proprio bisogno di questa prestazione. Senta un commento, visto che siamo anche sotto Natale, la pashmina è sparita. Avevo caldo tra il primo e il secondo tempo. C'erano vari colori, quella forse senza stiamo meglio? No, ci serve quella perché porta bene, dai. Ecco, adesso ci aspetta un Natale in tranquillità, insomma. No, abbiamo una partita di Coppa Italia il 21 e l'obiettivo è passare il turno, pertanto noi dobbiamo fare una grande prestazione contro l'Udine City e poi andare avanti in Coppa Italia fin dove vedremo, ecco. Ma intanto oggi gran merito ai ragazzi, anche chi ha giocato un po' di meno ha fatto il suo compito e andiamo avanti a lavorare. Macan, calcio a 5, siamo in Serie B. Passiamo sempre ad un'altra serie femminile, il basket Serie A2, il Ponzano al Palacicogna contro l'Alpo ha perduto per 64-58 ed è scivolata al quartultimo posto in classifica. Adesso c'è un'altra gara prima di Natale, trasferta insidiosa come sempre a Udine. Chi invece continua per la sua strada più che mai positiva è la Ruker Sanve, che contro la San Giorgese ha vinto 7-1 a 54-5-4, si ferma a Padova e in testa rimangono in due, ovvero la Ruker Sanve e Bernareggio. Ora prima di Natale trasferta per gli uomini di Marco Mian contro l'Olginate, quartultima della classifica. Concludiamo ancora andando a Jesolo, dove si è conclusa domenica la Youth League di Karate sulla tatami del Pala Invent, una manifestazione a livello internazionale che ha mosso una grande fetta di appassionati sportivi, tifosi, famiglie e turisti. Sentiamo il nostro contributo. È la prima giornata presente qui a Jesolo, com'è andata questa sua prima giornata? Okay, what is it going today, the competition, and what do you think about the organization? Okay, first of all, on behalf of Croatian Karate Union and myself as a president of federation, I want to thank for the warm hospitality of Italian Karate Federation and the local organizers Multisport, especially to Mr. Vladi Vardiero and the Davide Benetello from Italy. Croatian Karate Federation traditionally participate here, but last year's this big event became the official event of World Karate Federation, one of the most important events in World Karate Federation, and considering this Croatian Karate Federation this year participate here with over 100 athletes. This is a very good opportunity for us, but also for all other countries in the region, because this tournament for us is the tournament as a preparation before European Championship. The organization of this tournament is on high level, and I can conclude that everybody can be happy considering of the organization, of the quality of organization, of the very warm hospitality here in Venice, and for sure next year we are here, and I believe in such a big number than this year. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare soprattutto il comitato organizzatore Multisport che ci ha ospitati e ha organizzato questo evento mondiale. In particolare vorrei ringraziare il dottor Vladi Vardiero e Davide Benettello, che è il responsabile della World Karate Federation,
e portare anche i saluti della Federazione Croata, che è veramente fiera e contenta di poter essere qui oggi con 100 atleti. Il livello è molto alto. Questo è il secondo appuntamento nella Regione Veneto di questo evento ed è stato organizzato in maniera ottima e l'anno prossimo sicuramente saremo qui ancora tutti quanti. Bene, questo è il nostro servizio da Jesolo, abbiamo concluso, ci risentiamo domani, altri servizi, altre interviste, naturalmente sempre con lo sport su venetoglobe.com. Buona serata a tutti.